Sempre Crisi Flex, siamo con Sergio. Qual è la tua opinione rispetto alla situazione di oggi? Quali sono le preoccupazioni e che cosa può in qualche modo la politica fare per sostenere i lavoratori e le lavoratrici della Flex? La politica intanto può dare delle certezze, un futuro ai lavoratori che in questo momento sono stati traditi dalla loro azienda, un'azienda che ha pianificato questa fuoriuscita già da diversi anni. Nel momento esatto che loro hanno finito di fare utili perché avevano un contratto, hanno venduto l'azienda senza nessun problema e senza nessuna rassicurazione per il futuro. Quindi in questo momento la politica può intervenire mettendo dei paletti su questo tipo di vendite, è una cosa che non si può fare. Un'altra domanda però, perché oggi si affronta una crisi industriale con gli strumenti che si hanno e quindi in qualche modo pressione politica su un'azienda che non ha fatto gli investimenti che doveva fare, che non ha rispettato il programma di investimenti che aveva in pancia e che quindi ha messo in crisi la sua capacità produttiva, e quindi la politica, in qualche modo chi governa, i vari assessori possono intervenire oggi con degli strumenti. Cosa avrebbero potuto fare prima che si aprisse la crisi? Ma sai, allora, quando tu porti un lavoro e ti portano via il lavoro, fai che manualmente lo porti in Romania, che è un paese praticamente europeo. Quando il magazzino, tutte le cose le portano in Olanda perché si pagano meno tasse, qualcosa la politica può fare, può dare dei incentivi, può favorire lo sviluppo e soprattutto la radicalizzazione di un'azienda nel territorio nostro. Perché non è possibile che non possono dire che io porto un magazzino in Olanda perché costa meno il lavoro non costa meno, ci sono le tassazioni che... Politiche di incentivo agli investimenti, assolutamente con una programmazione certa per gli imprenditori. Assolutamente sì. Grazie Sergio. Grazie a voi.